Sì, abbiamo installato proprio pochi giorni fa questo defibrillatore che è appunto qui dentro ed è stato il risultato in realtà di un'iniziativa solidale che abbiamo organizzato insieme con un gruppo di amici, il gruppo dei De Fadigas, e che abbiamo realizzato a dicembre 2019 organizzando appunto questa pedalata di beneficenza che ha avuto luogo a Volpago del Montello e che si chiamava 10 da 10. Quindi di fatto abbiamo coinvolto ciclisti amatoriali della zona per fare 10 volte la presa 10 del Montello, con questa sfida, ecco, di raccogliere appunto dei soldi di beneficenza attraverso una lotteria per poter appunto acquistare questo defibrillatore, e ci siamo effettivamente riusciti. Il Montello è appunto un luogo sia per i ciclisti amatoriali o anche meno, in generale per gli sportivi, ma per chiunque sfortunatamente si trovi nell'occasione di doverlo utilizzare. Sì, allora questo è un modello che prevede di fatto che possa essere utilizzato anche da personale senza il patentino specifico, proprio perché all'interno ha una SIM che si mette in contatto direttamente col 118 e che quindi diciamo, la persona viene quindi guidata nell'utilizzo dello strumento dal 118 direttamente. Santa Maria della Vittoria è il luogo simbolo del Montello, è il suo punto più alto. C'è la casa degli alpini, c'è la fontana, c'è un bagno e quindi il defibrillatore è stato posizionato qui proprio anche perché per sottolineare il simbolo del Montello e delle sue salite. E quindi abbiamo contattato l'amministrazione di Volpago del Montello ed insieme abbiamo prima organizzato la 10 alle 10 e poi installato qui il defibrillatore. Allora, il gruppo dei De Fadigas nasce, diciamo, quasi per caso nel 2018, quando mi viene la voglia e l'idea di partecipare ad una gara di Ultracycling Italia, l'Ultracycling Dolomitica. Quindi diciamo, coinvolgo i miei amici che mi hanno supportato in questa gara e, e ci siamo però sempre chiesti cosa possiamo fare per andare al di là del semplice lato sportivo. E quindi abbiamo creato questo gruppo che di fatto raccoglie fondi di beneficenza per beneficenza e nei primi 2 anni, nel 2018 e nel 2019, abbiamo aiutato il Dinamo Camp. Abbiamo partecipato appunto nel 2018 io all'Ultracycling Dolomitica, nel 2019 all'Arando Imperator insieme, io e David, e così è nato questo gruppo. Per questo, per aiutare una civile e buona convivenza, l'amministrazione comunale di Volpago del Montello ci ha chiesto di collaborare alla scrittura di un decalogo che possa in qualche modo servire a ciclisti e automobilisti per diciamo, rispettarsi a vicenda in modo migliore e più sicuro per tutti.